Siamo con Marinella Ferigo, presidente di Unione Cuochi Friuli Venezia Giulia. Anche quest'anno minestrone a Friuli Doc. Ci racconti un po'? Anche quest'anno siamo a Friuli Doc con il minestrone, sempre e comunque per solidarietà. Il minestrone è il solido di tutti gli anni, orzo e fagioli, è un buon minestrone anche perché ha uno scopo benefico. Siamo qua con tutte le ragazze del Friuli Venezia Giulia perché c'è Trieste, Pordenone e Udine. Quanti litri fatti? Un 2 ettolitri, speriamo di venderli presto, di tirare su tanti soldi perché anche quest'anno li diamo all'associazione Fabiola che non l'abbiamo ancora avvisata perché è una sorpresa. Va bene, grazie. Buonasera a tutti, siamo a Friuli Doc e Friuli Doc parte sempre dalla tradizione, la tradizione è che ci sia la somministrazione del minestrone. Il minestrone, grazie all'organizzazione della Federazione dei Cuochi, e tutto ricavato andrà all'associazione Fabiola. Per cui siete tutti invitati a questa degustazione di una delle eccellenze, uno dei piatti tipici del Friuli, ma soprattutto a dare il vostro contributo a questa associazione per l'attività meritoria che fa. Grazie a tutti e grazie soprattutto alle Lady Chef che sono le organizzatrici di questo importantissimo evento. Grazie e buona serata. Bravo. Devo fare io? Madonna. Venga. Non prendere Con le grandi amiche Lady Chef, nate quando io ero assessore alla cultura del Comune di Udine. Era lontano nel 94 e Bertilla, che era una cuoca professionista, come sono tutte queste presenti qua con i loro cappelli, iscritte alla Federazione Italiana Cuochi, era venuta da me in assessorato perché dice noi facciamo tutto quello che possiamo fare per la nostra